Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Per trovare un lavoro è meglio rivolgersi al pubblico o al privato? Stando ai dati forniti dalla provincia di Gorizia, poco più della metà di chi nel 2013 ha trovato un'occupazione è transitato nei centri per impiego di Gorizia, Monfalcone e lo sportello stagionale di Grado. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, su un totale di 14.275 assunti, esclusi stage e tirocini, 7.368, ovvero poco più del 50%, hanno presentato domanda di immediata disponibilità agli uffici provinciali, mentre gli accessi sono stati di 51.000. In totale 2.364 persone hanno richiesto la redazione del curriculum vita e azioni di ricerca di lavoro. 1.434 si sono limitati al curriculum vita, 2.079 persone hanno attivato un percorso di ricerca del lavoro tramite i servizi provinciali. Sovrapponendo questo dato al numero di assunzioni, emerge che circa il 15% ha ottenuto un lavoro tramite i servizi provinciali, mentre l'85% ha scelto altre vie. Per migliorare la risposta ai servizi, Ilaria Cecotta, assessore provinciale al lavoro, ha avviato una serie di nuovi interventi. Il sito internet delle politiche del lavoro è stato rinnovato dal personale interno e aggiornato a un costo di soli 80 euro. È stata aperta una pagina Facebook, InfoJob, che ha registrato in un mese 400 contatti, ed è stato anche inaugurato il nuovo sportello lavoro Altiare, e dove nella prima giornata di apertura in 2 ore sono stati effettuati 15 colloqui, 13 ragazzi e 2 over 50. Accordo fra l'Ordine degli Psicologi e il Comune di Udine per aiutarsi a vicenda in situazioni che possono essere violenza sulle donne o quant'altro. Firmato questo protocollo d'intesa che è stato voluto appunto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune. C'erano dei motivi particolari innanzitutto? Allora, c'era ovviamente un'esigenza di fondo, nel senso che comunque tutta la violenza di genere, la violenza legata al mondo femminile è purtroppo d'ordine comune, si sente praticamente ogni giornata, ogni telegiornale si sentono news di questo genere. Purtroppo i servizi del comune alle volte non bastano ad affrontare questa tematica, e così si è venuti a questo incontro fra il Comune di Udine, la Commissione Pari Opportunità e appunto l'Ordine degli Psicologi. E cosa possono fare appunto gli psicologi? Allora, gli psicologi praticamente danno un supporto di 2 incontri, in modo ovviamente coordinato con gli sportelli del Comune di Udine, danno 2 incontri disponibili alle donne per avviarle verso un genere di percorso, che di volta in volta ovviamente si deciderà. Quindi siamo su richiesta in qualche maniera? Sì, dagli sportelli appunto del Comune di Udine. Ecco, insomma, quindi vuol dire che questa situazione della vita sociale è da tenere sotto controllo? Assolutamente, infatti orgogliosamente un attimo rivendico la posizione che ha questa tematica legata appunto alla violenza sulle donne all'interno della Commissione per Opportunità, ovvero noi abbiamo, come è avvenuto anche in passato in realtà, un gruppo che effettivamente lavora attivamente esclusivamente su questo aspetto. È una cosa positiva che stiamo facendo una sorta di piccola evoluzione, ovvero non solo trattare nell'ambito della violenza sulle donne, ma anche estenderlo anche alle violenze tipiche delle minoranze
minoranze, quindi alle minoranze, alle donne straniere dell'Africa, dei Balcani, ovviamente hanno un altro genere, subiscono un altro genere di violenza, e come Commissione stiamo elaborando anche questo ulteriore passo e anche questo ulteriore aspetto della violenza. Classica festa della Magnolia qui in via Roma, c'è anche le prelibatezze friulane oltre che tante altre cose. Com'è questa sons? Classico. Buonissima. Sì? E la festa? Com'è? Perché qui delle Magnolie? Cosa c'è? Perché io abito qua. C'è l'integrazione, ci sono dei problemi magari qua su questa via o no? Non sono problemi, tutto Tu tranquillo. sei italiana oppure? No, io sono del Marocco. Sì. Ma come si vive in questa zona dunque? Vive bene, tranquillo, non hai male, sì. Questa bella bambina con sua mamma sta girando per via Roma. Come la vede questa via Roma? Lei abita da queste parti? Sì, sì. Perché sa, sembra una via molto chiacchierata questa. È vero o no secondo lei? Sì, sì, qua si incontrano tutti stranieri. Io sono Lei è straniera. straniera di dov'è? Romania. Romania, ma sta bene qua, insomma, non ci sono pericoli, sicurezza e quant'altro? No, si sta bene, no. Sì, è una via tranquilla. Queste cose sono del tuo posto? Sì, sì, Tu abiti qua però. sì. E come si vive in questa Bene, via? bene, bene. Io però quello lì sa più di me, quello lì il ragazzo che ha, quello che saluta. È quello veramente interessante da sentirlo, sai? Secondo me. E vedi Perché? Perché è interessante? intelligente quello lì. Furbo, intelligente. Ecco, ma come vede questa festa? È uno spettacolo, Perché è uno spettacolo? Perché, perché c'è qualcuno finalmente la gente si muove, ride, parla e sta in compagnia. Anche se c'è gente di colore, è importante che ci siano amicizie e personalità di ogni singola persona. come trovi questa festa di popolo e di integrità? È la prima volta che vengo, non sono mai stata. Quindi come primo impatto? Oh, è carina, per stare un po' insieme, passare un po' la giornata, la mattinata, comunque è sempre una buona iniziativa per incontrarsi con tutta la gente della città. Al di là appunto delle condizioni etniche che ci sono insomma, in questo posto. No, anzi meglio, così si riesce a integrare di più le persone che magari non sono di questa città. Si attarda ovviamente in Festa delle Magnolie, però comunque c'è sempre qualche abitante che va a mettere il dito nella piaga, insomma, sicurezza, risorse e quant'altro. Che risposta dà il Comune? Allora, la Festa delle Magnolie va intesa come festa, come momento voluto da questa comunità, non è stata una scelta esterna al Comune che ha deciso di organizzare qua qualcosa. Questo è un grandissimo laboratorio, una grande sperimentazione. Il bisogno di sicurezza c'è e c'è ovunque e ovunque va soddisfatto. Attenzione a quella che è la sicurezza reale e a quella che è la percezione di insicurezza. Non è che questo debba essere un ghetto, quindi? Assolutamente no, come in nessuna parte della città. Questa festa, voluta innanzitutto dai commercianti per rilanciare, o meglio, per fare in modo che non vi fosse soltanto una percezione di insicurezza e di ghetto, lo dimostra. Qua tutta Udine viene a festeggiare con il quartiere delle Magnolie. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri:
0434 55 54 86 o 0434 55 14 55. Ripetiamo, 0434 55 54 86 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.